Ciao a tutti, anche oggi voglio iniziare con un vostro videomessaggio. Questa volta arriva dalla Sardegna. Ascoltiamo. Ciao Licia, sono Pina da Cagliari. Volevo parlarti di un problema che affligge la Sardegna e penso anche alle altre regioni italiane. Il bracconaggio verso gli uccellini, verso questi esseri viventi indifesi che vengono uccisi con violenza. Io mi chiedo, ma nel 2010 è possibile che ci sia gente che gode nell'ucciderli? Grazie Licia. Grazie Pina, quello che dice è davvero molto importante. Purtroppo, nonostante le leggi a tutela di questi animali, questi delitti nei confronti dei piccoli uccellini non accennano a diminuire. Quindi, per chiarirci ancora di più le idee di che cosa stiamo parlando, voglio farvi vedere questa scheda e per le immagini ringrazio il Corpo Forestale dello Stato. Operazione Adorno e Operazione Pettirosso. Queste sono soltanto due delle tante azioni concrete in difesa degli uccelli migratori portate avanti negli ultimi anni dal NOE, il nucleo operativo antibracconaggio del Corpo Forestale dello Stato. Ancora oggi, infatti, gli uccelli sono una delle prede più ambite dei bracconieri. Questo per due ragioni. Gran parte degli uccelli protetti è infatti molto ricercata e ben pagata dai ristoranti locali. Questi uccelli servono inoltre come richiami vivi e per questo è aumentata la percentuale di reti posizionate nei boschi per catturare gli esemplari che finiscono nel mercato illegale. Nel 2009 il NOE ha notificato 135 reati dei bracconieri contro l'avifauna, denunciando ben 151 persone. Sono stati sequestrati 3.428 tra trappole, archetti, lacci e reti, 59 armi e 33 richiami acustici. 400 gli esemplari curati e poi liberati, ma la percentuale degli animali uccisi è ancora troppo alta e la lotta per chi difende gli uccelli dai bracconieri si fa ogni giorno più difficile, ma nessuno ha intenzione di mollare. Sicuramente nessuno ha intenzione di mollare, però la lotta è assai difficile e soprattutto complicata. Per questa ragione è venuto a trovarci Andrea Zanoni, presidente della LAC Veneto. Grazie Andrea di essere qua. Andrea, uccellini, quindi uccellini piccolissimi, il simbolo stesso della fragilità, no? Quegli animali che molti di noi amano, dei quali cantiamo le lodi nei poemi, nelle poesie, ci beiamo del loro canto e invece che fine fanno? Molto spesso cadono vittime del bracconaggio, vittime di un bracconaggio tra l'altro molto cruento perché effettuato con mezzi illegali come il vischio, i lacci, le piccole trappole e le reti da uccellagione, che sono tutti mezzi che impediscono a questi uccellini di salvarsi e cadono vittime appunto dei bracconieri che poi vengono, li utilizzano a scopi diciamo di commercio illegale presso i ristoranti a scopi culinari. Noi abbiamo delle fotografie che ci hai portato tu, no? Alcune mi fanno veramente rabbrividire. Questi esserini piccolissimi, pettirossi e anche altri uccellini che muoiono con una sofferenza interminabile. Ad esempio il pettirosso, un uccellino di pochi grammi, arriva a 10 grammi, cade vittima degli archetti, delle trappole tremende, molto cruente, vengono attirati negli archetti con delle bacche di sorbo, con delle bacche colorate e cadono con un meccanismo tale che dalla violenza rompe le zampette a questi uccellini e vengono imprigionati. Naturalmente capita che quando si spezzano entrambe le zampette, anche se gli operatori li ritrovano vivi, sono costretti a sopprimerli perché è impossibile agire anche tramite un veterinario per diciamo, porre rimedio a queste fratture multiple perché praticamente massacrano questi piccoli uccellini. L'altro mezzo molto cruento è il vischio. Un tempo era naturale, adesso è una colla chimica. Gli uccellini che cadono in questa trappola micidiale una volta diciamo levati escono praticamente seminudi perché metà del piumaggio resta attaccato a questa colla, quindi sono delle trappole che non lasciano scampo e quindi vietatissime dalla legge, sono sanzionate dalla legge, però purtroppo oggigiorno
in determinate aree d'Italia, soprattutto nel Bresciano e nelle isole come Ponza, come Ischia, in periodi diversi dell'anno vengono utilizzate proprio per catturare questi piccoli uccellini indifesi che portano solamente gioia nei nostri giardini. Pina ha mandato questo videomessaggio dalla Sardegna, no? Quindi insomma è molto ampia la zona dove vengono bracconati questi uccellini, ma paradossalmente adesso vi faccio una provocazione, perché questi uccellini muoiono dopo terribili sofferenze, però ci sono altri uccellini che invece non muoiono e continuano una vita di sofferenza, che sono gli uccellini da richiamo. Di che cosa stiamo parlando, Andrea? Sono uccellini catturati illegalmente ma anche legalmente, che vengono utilizzati dai cacciatori nella caccia a capanno, ovvero nella caccia agli uccelli migratori. Questi uccellini vengono detenuti in gabbiette modulari senza sporgenze, pertanto hanno la mangiatoia e il beverino interno, quindi con uno stato di igiene molto precario, e vengono messi nei capanni di caccia per attirare i loro simili liberi, proprio perché emettono dei versi, essendo uccelli gregari, che attraggono vicino ai capanni di caccia gli uccelli liberi per poi essere sparati dai cacciatori. Questi uccellini dentro a queste gabbiette non possono lavarsi il piumaggio, che è una cosa che in natura fanno spesso. Perché tu mi dicevi che addirittura quando c'è freddo, ci sono i fiumi ghiacciati, questi uccellini, se anche trovassero un buchetto con un po' d'acqua, pur di sentirsi puliti si butterebbero nell'acqua. Soprattutto nei mesi freddi è importante mantenere il piumaggio morbido con una certa capacità, diciamo, di isolamento termico. Per fare questo deve essere pulitissimo e quindi anche d'inverno si lavano. Quindi in queste gabbiette non possono più lavarsi, e ci è capitato di fare dei sequestri di questi uccelli e di liberare questi uccellini in delle voliere. Naturalmente questi uccelli appena liberati non sanno più volare, perché dentro le gabbiette non riescono nemmeno ad aprire le ali. La prima cosa che fanno, vanno nelle bacinelle che noi mettiamo a terra in queste voliere per lavarsi, e capita spesso di vedere, dopo un'ora che le hai liberate in delle voliere, di trovare le bacinelle con l'acqua praticamente nera, perché in pratica in queste gabbiette possono passare anche degli anni senza mai potersi lavare il piumaggio, che invece in natura si lavano molto frequentemente. Abbiamo sentito, Andrea, le notizie forniteci dal Corpo Forestale dello Stato, che certamente negli ultimi tempi sono stati fatti molti sequestri, però una minima percentuale rispetto ovviamente agli animali che vengono bracconati ogni anno. Ma ognuno di noi, ad esempio, proprio nel gesto proprio più semplice, più banale, può non rendersi complice di questa attività. Ecco, la cosa principale da non fare è quella di andare nei ristoranti che forniscono e vendono polenta e uccelli. Gli uccelli sono una merce che non può essere commercializzata, pertanto non può essere venduta nei ristoranti. Quindi, oltre a non andare a mangiare questi piatti, bisogna denunciare la cosa chiamando il Corpo Forestale, che interviene per fare i sequestri di questi uccelli protetti e che non si possono vendere nei ristoranti. Basta fare il 1515, è un numero che si può utilizzare in tutta Italia e al quale risponde una centrale operativa che darà le utili indicazioni e manderà delle pattuglie appositamente a fare i controlli dove c'è questa segnalazione. Ti ringrazio tantissimo, lo ricordo, Andrea Zanoni, presidente della LAC del Veneto. Ringrazio anche voi che ci avete seguito, con l'augurio di alzare gli occhi una volta di più verso il cielo e di bearvi del canto e della vista di questi meravigliosi uccellini che noi vorremmo poter vedere soltanto in questo modo. Ci vediamo la prossima volta.